Mercoledì 4 settembre il seminario di Vittorio Veneto ha accolto oltre 500 bambini e ragazzi per il tradizionale appuntamento con Tutti per Uno, l'evento che riunisce insieme i GRES del Vittoriese. Una giornata di condivisione per le parrocchie di San Pietro e Paolo, Cattedrale, Meschio, Sant'Andrea, San Giacomo e Costa. Nessuno spenga queste anime, nessuno può tacere quello che ha veduto, nessuno neanche il più fragile, nessuno escluso. Giochi, tornei, musica e tanto divertimento sono stati il filo conduttore del Tutti per Uno 2019, che ha visto anche la partecipazione del vescovo Corrado Pizziolo. L'evento è reso possibile grazie all'impegno degli animatori delle parrocchie coinvolte, coordinati dalla pastorale giovanile foraniale di Vittorio Veneto. Siamo qui con Don Carlo, l'organizzatore del Tutti per Uno, l'edizione del 2019. Don Carlo, come si è trovato con questo Tutti per Uno, le sue impressioni, come le è sembrato? L'esperienza molto bella anzitutto, non ero abituato a organizzare eventi così grandi e sicuramente un'esperienza di incontro tra i vari GREST di Vittorio e anche impegnativo perché è stata la preparazione durante l'estate, però alla fine della giornata di oggi posso dire che ne è valsa la pena. Ci può dire un suo pensiero riguardo l'inquinamento globale per la nostra serata finale del GREST? Sì, penso che oggi sta crescendo una sensibilità che ci chiede di prendere consapevolezza di abitare la nostra casa comune, che è la terra, e dentro questa sensibilità cogliere uno sguardo che è lo sguardo di Dio che continua ad accompagnarci. Con questo sguardo avere appunto un'attenzione al povero, a chi è fragile e dunque anche al mondo in cui abitiamo. Condividere è più facile.